Ciao ragazzi e benvenuti in questo nuovo video di mattoscacco.com e oggi io sono qui a domandarmi e a farvi la stessa domanda, ma com'è possibile che a distanza di 100 e passa anni, 150 anni, noi siamo ancora qui a vedere le partite giocate dai grandi del passato? Per questo gioco mi appassiona così tanto come la musica, in generale la musica classica, che per alcuni è passata di moda, ma per altri invece continuano a studiarla. E adesso noi stiamo guardando questa partita del 1886. Siamo nel primo ufficiale, perché magari c'erano stati tanti altri, il primo ufficiale match per il campione del mondo di scacchi. E si sta sfidando con il bianco Steinitz, grandissimo giocatore che ha dato alla teoria degli scacchi anche un grandissimo contributo, e Zukertort col nero, forse un po' meno conosciuto e in mia opinione leggermente meno forte di Steinitz. Siamo in un medio gioco pieno, ci stiamo andando anzi verso il finale, le ultime battute di gioco e mi piace analizzare le partite direttamente dal medio gioco perché al di là dell'apertura che può interessare o meno, è bello capire anche poi i piani di gioco quando sei nel bel mezzo della partita, altrimenti rischi di diventare un bravissimo teorico delle aperture, però poi alla decima mossa non sai più cosa fare. Analizziamo questa posizione. Stennis appunto diciamo col bianco, ha una buona struttura pedonale, i due cavalli che si difendono a vicenda, si guardano, un alfiere scuro che è molto forte perché fa pressing sulla debolezza del nero, che è il pedone C7. I pedoni del nero tra l'altro sono pedoni doppiati, anzi no, che non facciamoli verdi perché sennò sembra che sia una cosa buona. In questo caso il punto C7 è veramente una debolezza che attualmente è controllata dal cavallo in B5. Ne possono conseguire vari ragionamenti tattici, no? Se noi riusciamo a fare andare via questo cavallo da qui, probabilmente riusciamo ad attaccare C7, anche se in realtà il cavallo può interporsi in D6. Altre considerazioni, le torri, la torre del bianco ha un grande raggio d'azione, il re è al sicuro, i tre pedoni dell'arrocco non si sono spostati, quindi è considerata molto buona questa situazione. Per quanto riguarda il nero abbiamo già detto che ha dei pedoni doppiati qui, la struttura dell'arrocco è leggermente indebolita per via dell'avanzata di questo pedone. Tuttavia, dato che il bianco non ha l'alfiere campochiaro per poter usufruire di questa diagonale indebolita, il nero non ha problemi da temere. Adesso Zukertort, che gioca col nero, ha un po' sottovalutato l'importanza di dare un'occhiata a cosa sta succedendo qui sull'ala di donna, perché comunque il bianco è abbastanza organizzato ad attaccare sull'ala di donna, cioè qui i cavalli che sono pronti ad entrare, insomma si capisce che il bianco giocherà su quest'ala della scacchiera. E qui Zukertort gioca F5, probabilmente appunto sviluppando un po' questo alfiere che intanto fa un po' di pressione. Sicuramente è una mossa intuitiva, però ora bisognava giocare in realtà A5 per far andare via questo cavallo, ma più che per questo, e poi tra l'altro a seguito di per esempio cavallo C2, ora sì che alfiere F5 era veramente forte come mossa, ma al di là di questo c'è bisogno un attimo per il nero di prendere aria sull'ala di donna perché altrimenti adesso lo vediamo. Quindi vediamo come è andata la posizione. Alfiere F5, A4. A4 abbiamo detto che questo cavallo se si toglie lascia scoperto il punto C7, perciò anche qui viene da giocare cavallo D6, il cavallo si interpone davanti e sembra che sia tutto ok. In realtà anche qui c'era di meglio. Qui con cavallo D6 noi diamo la possibilità ancora al bianco di prendere spazio sull'ala di donna e questo può diventare veramente cruciale nel finale. Tutta questa concessione di spazio. Qui bisognava giocare ancora una volta in modo aggressivo a 5, andando così poi
essenzialmente in un finale pari, no? Andiamo a vedere per esempio come poteva svilupparsi la partita, tutta questa serie di cambi, il cavallo cattura, l'alfiere cattura, torre per torre, pedone per alfiere, adesso pedone per pedone, alfiere per C7 finalmente, torre in seconda traversa e ora chiaramente la partita è assolutamente pari anche perché i due giocatori hanno anche gli alfieri di colore contrario e tu sai che arrivare in un finale con gli alfieri di colore contrario, ovvero che si muoveranno sempre solo su case di colore opposto, non potranno mai scambiarsi, insomma è difficile riuscire a prendere sopravvento in un finale di questo tipo. Perciò ritorniamo a noi, abbiamo detto che la mossa che è stata giocata è cavallo di 6. Ora si minaccia a 5. Qui il bianco appunto prende ancora più spazio e questo è un momento molto critico della partita. Non solo adesso il pedone C7 è debole, ma adesso c'è una debolezza chiara anche sul pedone B7 che può essere attaccato tramite cavallo in C5. Quindi il nero inizia veramente ad avere problemi, tutto per non aver spinto prima il pedone in A5. Adesso per esempio l'altra possibilità del nero qual è adesso in questa posizione? Beh, che cosa faresti ora se fossi il nero? Probabilmente giocheresti a 6, no? Per impedire ulteriormente la spinta del pedone. A 6 in realtà non è la mossa migliore in assoluto perché permette quale mossa? Permette cavallo C5. Fissa la debolezza e qui veramente la posizione per il nero non è troppo felice. Perciò a seguito di questa mossa invece fu giocata cavallo B5. Cavallo B5 fu la mossa che fu giocata realmente, che chiaramente permette la spinta in A6, però Zukertort vide che questa mossa in effetti era leggermente migliore. A6 in effetti. Ora il nero è costretto a cedere il suo alfiere per il cavallo. Perché questa mossa? Perché semplicemente questo cavallo, se non viene cambiato, che cosa può succedere? Può succedere che il pedone C6 diventa debole. Ora, siccome il nero ha bisogno di spingere questo pedone, chiaro, se cambia non ne parliamo neanche, è ancora peggio, ma se spinge il pedone C6 diventa debole perché c'è il cavallo che lo attacca, no? Cioè non diventa debole, diventa proprio in presa. Quindi il nero è costretto a cambiare i cavalli in modo tale che il cavallo non è più su questa linea. Ora il nero può giocare finalmente B6. Adesso qui abbiamo una struttura veramente non troppo buona per il nero. Questo pedone è sempre debole. Questo diciamo non è difeso da nessun altro, ma il bianco non ha pezzi per il momento per attaccare questo pedone. Quindi finché, e questo è molto importante, finché una debolezza non può essere attaccata, non è considerata tale. Cioè i pedoni doppiati in genere sono considerati una debolezza, ma in questo caso sì, l'unica possibilità di attacco probabilmente è ancora cavallo B4, ma il cavallo può essere cambiato, ci possono essere altre possibilità. Andiamo a vedere come è andata avanti la situazione. Torre in E3 da parte del bianco, cavallo in F7 e torre in A va in E1. Ora il nero giocò torre D7, mossa veramente pessima che porta il nero da una situazione di pareggio a una situazione orribile. Perché? Perché avendo tolto il collegamento fra le due torri, ora lascia questo alfiere essenzialmente inchiodato, cioè questo alfiere non potrà mai fare nulla, non potrà mai muoversi, poiché seguirebbe l'attacco sulla torre. Questa è una pessima mossa. Bisogna giocare di meglio, per esempio bisogna giocare alfiere di 6, con l'idea anche di cambiare gli alfieri, togliersi questa debolezza e eventualmente cambiare le torri ed entrare in un finale. Questa
questa era sicuramente una soluzione migliore. Torre di 7, ok. Finalmente, giustamente ora il bianco ne approfitta per cavallo B4, sempre per puntare sulla debolezza, poiché l'alfiere non può catturare sempre per il fatto che è inchiodato. E adesso il nero cerca controgioco G5, ritirata dell'alfiere, F5, si minaccia chiaramente la spinta in F4 con attacco doppio. Adesso il bianco gioca F4 per impedire tutto questo e ora C5, evitando che il bianco possa catturare questo pedone, ma il bianco nulla gli impedisce di entrare qui. Adesso attenzione che c'è anche pressione sul pedone A7 e se cade il pedone A7 questo pedone bianco è vicinissimo a promozione. È il turno del nero che gioca pedone per D4, finalmente il nero si libera della debolezza, C per D4 e re in F8. Perché re in F8? Perché ora il bianco minaccia cavallo in E5 con attacco doppio, quindi re in F8, mossa assolutamente condivisibile. Torre in E5 con attacco doppio su cavallo e pedone, il cavallo cattura il pedone, cambio di cavalli e adesso la torre può catturare in F5 con scacco, re in G7 e ora pedone per G5. Ok, ora il bianco è sopra di un pedone perché abbiamo 1, 2, 3, 4, 4 e 5 pedoni contro i 4 pedoni del nero. La situazione del bianco è preferibile. Adesso il nero gioca alfiere C5. Finalmente, ora che le due torri del bianco non sono più doppiate e non inchiodano più questo alfiere, Zukertor dice: Oh, finalmente posso muovere questo alfiere e ora minaccio veramente attacchi importanti, attacchi di scoperta, eccetera, eccetera. Ma Steinitz trova una combinazione interessante per arrivare in un finale superiore. Nel momento in cui c'è un pedone in più e un pedone così avanzato, puoi permettertelo. Sacrificio di qualità, torre per alfiere. Ora chiaramente mossa intermedia che è lo scacco di torre del nero, siamo costretti a toglierci dallo scacco in questo modo, si cattura chiaramente la torre e ora alfiere C3 inchiodando la torre. Il turno del nero che dopo alfiere C3 si toglie col re dall'inchiodatura e ora alfiere per torre, pedone. H4. Il pedone in H sostiene il pedone in G, che anche questo è molto vicino alla promozione. Ora il vantaggio del bianco è veramente decisivo. Inoltre, il nero non può fare mosse di questo tipo, per esempio arrivare col proprio re in G3, poiché seguirebbe semplicemente H5, G6 e il pedone andrebbe a promozione. Quindi anche l'idea del nero di cercare di fermare questi pedoni diventa piuttosto difficile. L'unico controgioco che ha è cercare di sfruttare questa maggioranza e soprattutto questo pedone passato per creare delle difficoltà al bianco. Segue perciò re in F5, il re bianco si centralizza anche lui, re in E4, re in E2, C5, i due pedoni vanno sopportati, B3 per impedire questa specie di questo tipo di entrata, re in E5. Perché re in E5 e non per esempio spinta del pedone? A seguito della spinta c'era re di 2, re di 4, H5 e si minaccia ancora una volta la possibilità di andare a promozione. Quindi ora il nero sarebbe impelagato a risolvere questa situazione, il bianco si prende tutti i pedoni e va a promozione. Quindi la mossa giusta dopo B3 è re in E5. Re in D3, il re acquista spazio, re in F4 e ora B4. Su questa mossa chiaramente abbandonò. A seguito di C per B4 il bianco chiaramente può catturare tranquillamente questo pedone, non teme questa spinta qui, sì chiaramente lo andrà a catturare prima o poi, il nero per esempio si muove qui per catturare questo pedone, adesso semplicemente G3, G3 difende questo pedone,
Il nero sarebbe costretto a catturare questo, ma come già detto prima, ora i due pedoni scappano via, perché il nero non fa in tempo a fermare la promozione della donna. Fantastica partita e ragazzi, stiamo parlando veramente di una partita dell'Ottocento, eh? Pensate quanta storia ha questo fantastico gioco. Spero che questa partita ti sia piaciuta, come al solito ti invito a lasciare un like, un commento e noi ci vediamo domani con un altro nuovissimo video. Ciao! E ora per continuare che cosa posso fare? Beh, innanzitutto ti consiglio di iscriverti al nostro canale in modo tale da non perderti le nuove video lezioni. E poi puoi vedere il video che è stato più cliccato in questa settimana. Ci vediamo, ciao!